del dodicenne Carlo Alberto Conte, colpito da un malore durante una gara di atletica a Vittorio Veneto. Lo strazio della famiglia e delle fiamme oro con cui era tesserato sul suo banco di scuola 3 rose bianche. Da accertare le cause dell'arresto cardiaco, il cuore del ragazzino è spiantato per essere esaminato a Padova. Parla il dirigente della cardiochirurgia, fatto tutto il possibile anche da parte dei primi soccorritori. Commossa lettera degli organizzatori del Cross della Vittoria al giovanissimo atleta morto dopo 2 giorni di agonia, incapaci di accettare quello che ti è accaduto. La manifestazione sarà intitolata al dodicenne. Il governo accoglie il grido d'allarme dei sindaci esclusi dai fondi di rigenerazione urbana previsti nel PNRR, stanziati altri 905 milioni di euro, soddisfazione della politica e del presidente ANCI Veneto Conte. In 150 in piazza a Pieve di Soligo ieri sera senza mascherine per l'aperitivo Novax, con bibite e cibo portati da casa, l'ira del sindaco Soldan che ora chiede sanzioni esemplari. Mamme arrabbiate alla primaria Giovanni XXIII di Treviso che hanno dovuto fare i conti con i tamponi ai figli a Castelfranco. Molti hanno preferito pagare di tasca propria il test in un centro privato. Non capita tutti i giorni di sentire il proprio nome scandito durante l'elezione del Presidente della Repubblica. È quello che è accaduto ieri sera ieri all'ex consigliere comunale di Treviso, Sossio Vitale. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque, lo avete sentito dai titoli, tutta la città si sta stringendo in queste ore alla famiglia di Carlo Alberto Conte, il ragazzo di 12 anni morto ieri sera dopo essersi sentito male durante la sua prima gara di atletica. Grande il dolore delle fiamme oro, la società con cui correva a scuola. 3 rose bianche sono state portate sul suo banco. Il sorriso di Carlo Alberto si è spento. 13 anni il prossimo 27 marzo. Il ragazzo è morto nella serata di martedì all'ospedale di Treviso, dove lottava da 2 giorni. Stava correndo domenica mattina a Vittorio Veneto quando il suo cuore si è fermato e lui è crollato a terra. Pensare che quello era un giorno speciale, la sua prima gara come atleta delle Fiamme Oro Padova. Così ricorda quella gioia la sua allenatrice Rosanna Martin. Era un'emozione sicuramente per tutti, era veramente la prima gara dell'anno, era bello, insomma, un bel momento, ai ragazzi l'emozione si vedeva sicuramente. Era felice domenica mattina Carlo Alberto Conte, che da ottobre correva con le Fiamme Oro. Con lui c'era il suo papà, Dino Massimiliano. Tutto è crollato in un attimo. Un dolore immenso per il papà, la mamma Valentina Ometto, una donna forte che da 5 anni, dopo la morte del fratello Luca per un tumore al cervello, raccoglie fondi per i ricercatori e per lo IOV, la sorellina che Carlo Alberto adorava. Un dolore per i suoi compagni di classe. Frequentava la seconda media alla scuola Pascoli, era amante della storia e delle lingue, sognava di studiare negli Stati Uniti. Gli amici hanno parlato di lui con gli insegnanti, aiutati dallo psicologo. Sul suo banco stamattina sono state portate dalla vicepreside 3 rose bianche. Una famiglia unita, quella di Carlo Alberto, a cui Rosanna Martin dice grazie. Hanno dato un esempio fantastico in questi giorni. Il papà è di una forza veramente fuori dal normale e la mamma ha sorriso con la speranza fino all'ultimo secondo. Per noi sono stati veramente una forza, gli siamo stati vicini tutte queste ore, questi 2 giorni, ma abbiamo imparato veramente molto da loro, anche persone veramente di grande fede, questo li ha aiutati molto. Alla famiglia arriva anche il cordoglio del presidente del Veneto Luca Zaia, una tragedia che ha colpito tutti, anche chi Carlo Alberto non lo conosceva in modo diretto. Carlo Alberto era buono, aveva tanti sogni, in tanti lo pensano mano nella mano con lo zio Luca, una morte che lascia solo una domanda: perché? Per dare una risposta a questo perché, per chiarire le cause del decesso, i genitori del piccolo Carlo Alberto hanno acconsentito all'autopsia. Il cuore aveva un'aritmia maligna che si chiama fibrillazione ventricolare e nonostante ripetuti tentativi di defibrillazione elettrica non è mai ripartito. Cuore tornato a battere ancora per 48 ore grazie all'impianto di un ECMO, una macchina per mantenere attive le funzioni vitali. La macchina è stata messa nell'ipotesi che che il massaggio cardiaco e tutto l'ottimo soccorso che è stato fatto al bambino fosse riuscito a preservare le funzioni vitali, in particolar modo il cervello. Una tragedia, quella del piccolo Carlo Alberto, stroncato da un arresto cardiaco durante la sua prima gara di atletica leggera.
Lì, a 300 metri dall'arrivo, tra i suoi amici e il tifo della famiglia, è improvvisamente crollato aggrappandosi a un albero per poi accasciarsi a terra, privo di sensi. Immediati i soccorsi guidati dal medico Giovanni Dalla Zentil, che insieme agli infermieri della Prealpi Onlus, del SUEM e un anestesista rianimatore di Monselice, sotto gli occhi del padre del piccolo Carlo Alberto, per più di un'ora hanno praticato il massaggio cardiaco utilizzando il defibrillatore. Un'azione tempestiva che va fatto sperare in un miracolo. È funzionato in modo eccellente, a mio parere, sono stati soccorsi il luogo e è stato l'arrivo dell'elicottero che ha portato il ragazzo qui. Questo posso dirlo perché comunque nel momento in cui io ho applicato l'ECMO, cioè questa macchina per la circolazione extracorporea al ragazzo, avevo dei parametri che mi dicevano che il sangue era circolato, quindi vuol dire che ciò che era stato fatto in modo eccellente. Abbiamo sperato fino all'ultimo, lottato insieme a lui e fatto tutto il possibile. Le parole commosse del direttore generale Francesco Benazzi, voce del dolore che attraversa l'intera comunità e tutta l'ULSS 2 trevigiana. E presto l'autopsia. Questo riscontro diagnostico è stato richiesto dai genitori di Carlo Alberto, è stato ovviamente richiesto da noi e devo dire che è stato anche sollecitato dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il quale ha seguito questa vicenda in modo molto stretto. Ora procederemo in anatomia patologica al riscontro autoptico, dopodiché invieremo anche il cuore a Padova, all'Università di Padova, alla professoressa Cristina Basso, che è una dei massimi esperti di morte improvvisa, di patologie che determinano morte improvvisa, e questo ci aiuterà a chiarire quali sono le cause di questa tragedia. Una lettera rivolta a Carlo Alberto. Aldo Zanetti, presidente di Silca Ultralight ed organizzatore del Cross della Vittoria, ha voluto rivolgersi a lui, a quel giovane dal sorriso, ha detto, contagioso. Siamo incapaci di accettare quanto ti è accaduto, di venire a patti con i tanti giorni di gioco, di gare, di studio e di avventure che ti aspettavano e che ti sono stati tolti. Lo strazio del dolore degli organizzatori del Cross della Vittoria, nei loro occhi, quegli istanti tragici che si sono cristallizzati e che non riusciranno mai a dimenticare. La notizia della morte di Carlo Alberto ha lasciato tutti sotto shock, così il presidente Aldo Zanetti ha preso carta e penna e si è rivolto a lui. Sei diventato così da subito parte delle nostre vite che abbiamo pensato quel giorno di non organizzarne più di gare, di non segnare più all'alba i percorsi, di non impegnarci più tra mille complessità per mettere insieme giornate di allenamenti e di eventi che permettono ad atleti come te di gareggiare e di esprimersi. Quanto ti è successo ha come portato via con sé una parte della gioia che ci ha sempre ripagato di tutti gli sforzi che ogni giorno facciamo solo per vedervi correre. La voce si incrina, troppo difficile anche solo ricordare poi il dolore lasciato alle parole della lettera. Cerchiamo senza trovarle parole che possono contenere il dolore ed il senso di impotenza che hanno preso il sopravvento su di noi dal primo istante in cui ti sei sentito male. Ora sei parte dei nostri pensieri incessantemente. E rimane come un chiodo fisso quella domanda che tutti si pongono: perché? Come mai ancora non si riesce la scienza a capire questi fatti? Ci dicono che sono fatti imprevedibili, imprevisti e anche rari. Però purtroppo mi sembra che il caso di morti in Italia da arresto cardiaco è la maggior causa di morte e sempre di più sono anche giovani. Quando ti è successo, ha come portato via con sé una parte della gioia che ci ha sempre ripagato di tutti gli sforzi che ogni giorno facciamo solo per potervi vedere correre. Vogliamo dedicarti la gara, questa storia che ci ha impegnati per 37 anni e ci ha permesso di conoscerti. Poi ancora le parole colme di dolore degli organizzatori. Siamo in silenzio vicini al tuo papà che ha condiviso di quel giorno ogni istante e che tanto ci ha insegnato con il suo composto ed infinito coraggio, alla tua mamma, a tua sorella, ai tuoi allenatori, al team Fiamme Oro, ai tuoi compagni di gara, di scuola e chi ha tanto lottato per tenerti fra di noi. Tra noi sei rimasto. Ed ora parliamo di rigenerazione urbana. Il governo stanzia ulteriori 905 milioni. Lo facciamo insieme lo vedo già sullo schermo, a Mario Conte, presidente ANCI Veneto e sindaco di Treviso. Buonasera.
Buonasera, grazie per questo invito. Consentitemi una piccola parentesi proprio di solidarietà nei confronti dei genitori di Carlo Alberto, perché la notizia è davvero straziante per tutti noi. Ci sono davvero poche parole per far sentire la vicinanza ai genitori in un momento veramente delicato per loro, quindi però ci tenevo a portare la solidarietà e la vicinanza da parte di tutta la comunità trevigiana. So che in questo momento può contare poco, però ci tenevo a farlo perché, ripeto, questa notizia ci ha lasciato tutti senza parole e straziati dal dolore. Grazie Sindaco, e noi cambiamo argomento e parliamo di rigenerazione. Dunque, questa è davvero una bella vittoria. Sì, questa è una vittoria non certo di Conte, non dei partiti, è una vittoria delle comunità venete che potranno vedere realizzati quegli ottimi progetti presentati dalle loro amministrazioni e che in una prima fase erano entrati in graduatoria ma non avevano trovato riscontro nel finanziamento, tant'è che eravamo stati promossi da un punto di vista tecnico ma esclusi dal finanziamento perché i fondi erano finiti. Da lì è cominciata questa battaglia di dignità, la chiamo io, questa battaglia di meritocrazia che vedeva in una prima fase i comuni veneti completamente cancellati, umiliati da questa scelta di inserire l'indice di vulnerabilità. Oggi però, dopo aver messo insieme le forze, e qui ringrazio davvero tutti, dal presidente De Caro di ANCI, il ministro Franco che ho incontrato la settimana scorsa insieme al ministro D'Incà e al ministro Giorgetti, e poi tutti i parlamentari veneti di tutti gli schieramenti politici che si sono messi a fianco ai sindaci, insieme anche al Consiglio regionale, al presidente Zaia, alle regioni. Davvero i veneti si sono dimostrati per la prima volta forse una squadra compatta e unita, e siamo riusciti a strappare questo ulteriore finanziamento di 905 milioni che di fatto ci consente di finanziare tutti i progetti dei comuni veneti. Significa che in Veneto arriveranno 300 milioni di euro, significa che per il comune di Treviso ne arriveranno 20, e questi 20 milioni significa progetti di rigenerazione. Mi viene in mente la caserma Salsa, la biblioteca Zanzotto, mi vengono in mente le mura di Treviso che saranno sempre più inclusive, accoglienti e vivibili. Insomma, davvero tanti progetti, tanta carne al fuoco, e sono davvero soddisfatto. Ringrazio tutti i sindaci che mi hanno sostenuto in questa battaglia, ma soprattutto gioisco perché oggi vincono i veneti, vincono i cittadini, vincono tutte quelle comunità che vedranno cantierare e realizzati dei progetti davvero di grandissima importanza e valenza sociale. Ecco, e vorrei anche leggerle le parole del Presidente della Regione Zaia. Dice: una bella vittoria del buon senso e delle regioni e degli enti locali. Il PNRR è l'unica grande opportunità di prospettiva che il Paese del Veneto hanno. Dobbiamo continuare con intensità in un lavoro di squadra per far calare sul territorio le risorse, evitando accuratamente le trappole della burocrazia. È vero, perché mi sono sentito proprio oggi pomeriggio con il presidente Zaia, che ringrazio, così come con il presidente Fedriga, il presidente De Caro, che è il presidente di ANCI nazionale. Insomma, questa partita era davvero troppo importante per i nostri territori, e quello che stavamo rischiando di subire era davvero troppo, perché un conto è essere penalizzati, un conto è essere umiliati, cancellati. Noi a queste regole non ci stiamo, non ci siamo stati, ci siamo fatti sentire, ma sempre però con rispetto, con educazione, ma determinati e convinti che le nostre tesi erano quelle corrette, tant'è che il governo, e qui consentitemi di ringraziare in modo particolare il ministro Franco, che si è dimostrato una persona seria, rispettosa e soprattutto di parola, ha capito che la situazione era davvero paradossale per i comuni veneti e ha contribuito. Ovviamente è stato un lavoro fatto in sinergia con tutti, in particolare con ANCI nazionale, ANCI Veneto, a mettere una toppa a questa situazione, e soprattutto ci siamo presi l'impegno perché in futuro situazioni come quelle che abbiamo rischiato di subire non succedano più. Quindi davvero una gran bella giornata per le comunità venete, per i cittadini veneti,
che vedranno ognuno rispettivamente nei propri comuni che hanno presentato i progetti vedere realizzato delle opere davvero importanti che cambieranno il volto delle loro città per i prossimi 10, 15, 20 anni. Grazie davvero, grazie Sindaco. Grazie a voi e anche grazie perché proprio grazie ai media locali siamo riusciti a dar voce a quello che stavamo subendo. Quindi condividiamo anche con voi questi meriti di questo successo, perché ripeto è un successo tutto veneto, e quindi grazie di cuore anche a voi per il lavoro che avete fatto con noi. Grazie Sindaco e buon lavoro. Noi adesso andiamo avanti invece con l'aggiornamento sul fronte della pandemia. Scendono rispetto a ieri i contagi Covid con 19.820 nuove positività, 32 i decessi nelle ultime 24 ore. Sul fronte ospedaliero si segnalano 1.854 pazienti in terapia intensiva, 24 in più rispetto a ieri, 7 pazienti in meno invece in terapia intensiva. Intanto la direzione di prevenzione della Regione ha fatto una previsione sulla situazione scolastica tra l'11 e il 15 gennaio scorsi. Dai dati raccolti risultano coinvolti dai casi Covid 15.289 classi, delle quali 5.436 in quarantena. Gli studenti coinvolti sono stati 271.932, dei quali 96.339 in quarantena. Il maggior numero di classi e studenti interessati dai provvedimenti si conta nell'ULSE 2 Marca Trevigiana con 3.268 classi e 65.300 studenti. Si sono incontrati in 150 ieri sera in piazza Pieve di Soligo per l'aperitivo Novax. 150 in piazza Pieve di Soligo per l'aperitivo Novax. Si sono incontrati ieri sera nel centro cittadino, tutti rigorosamente senza mascherina, portandosi cibo e bevande da casa e inscenando una particolare forma di protesta. È un atteggiamento che non condivido, perché siamo sempre stati disponibili al confronto e all'incontro con le persone delle diverse opinioni. I manifestanti, che si erano dati appuntamento via social alle 18:30 in piazza, hanno voluto dimostrare ai gestori dei locali quante persone non possono accedere alle loro attività. Appena abbiamo avuto minimamente contezza abbiamo preallertato chi di dovere affinché predisponesse un minimo di vigilanza, cosa che è avvenuta, e poi per i successivi controlli che avverranno appunto nei prossimi giorni, proprio in funzione della presenza delle telecamere in questo luogo. Il sindaco Soldani è assolutamente contrario a queste forme di protesta che, a sua opinione, esulano qualsiasi forma di normalità in un contesto di emergenza sanitaria e pertanto chiederà alle forze dell'ordine di multare i partecipanti che hanno aderito a questa iniziativa con la massima pena. No, non ci sono stati momenti di tensione perché è stato scelto, visto il numero importante di persone che hanno aderito a questa iniziativa, di non procedere all'identificazione sul posto, perché poteva generare problemi di ordine pubblico, per cui la scelta è stata quella di assecondare ciò che stava avvenendo, decidendo di perseguire poi i responsabili nei giorni successivi. Ma le preoccupazioni del sindaco rimangono. La mia preoccupazione è quella che ci sia una forma di attività di questo tipo che si sposti dai comuni, nei vari comuni, proprio in barba a qualsiasi forma di autorizzazione e quant'altro. Mamme arrabbiate alla primaria Giovanni XXIII a Treviso che hanno dovuto fare i tamponi ai figli a Castelfranco. Lunedì pomeriggio abbiamo ricevuto comunicazione di portare i bambini a fare il tampone a Castelfranco. Mamme preoccupate alla primaria Giovanni XXIII di Treviso che devono portare i loro figli a Castelfranco per fare il tampone zero, cioè quello da fare entro le 48 ore successive all'identificazione del caso indice. Io sapevo che c'era un nuovo protocollo stabilito dalla Regione Veneto che permetteva alle famiglie, anche in caso di screening scolastico, di effettuare i tamponi, i famosi T0 e T5, quindi il primo entro le 48 ore, privatamente. Nonostante la Regione abbia messo a disposizione dell'ufficio scolastico regionale un documento di sintesi per uniformare le procedure da attuare nel riscontro della positività in classe, molte scuole hanno enormi problemi a interpretare e applicare le nuove regole e qui nasce la confusione. Io sinceramente e altri genitori come me
non siamo riusciti a capire come mai da Treviso dovessimo andare fino a Castelfranco. E se la confusione è tanta, le mamme hanno deciso autonomamente di fare il tampone ai loro figli in strutture private. La scuola ha accettato questa cosa qua, ribadendo però che solo un gruppo di bambini di una classe avrebbe potuto fare questa cosa e non la classe intera. A questo punto l'ULSS 2 Marca Trevigiana fa sapere che l'invio a Castelfranco è dovuto al fatto che quel specifico Covid Point garantisce una più celere effettuazione dei tamponi, in quanto l'azienda sanitaria sta attuando tutte le possibili iniziative a ridurre disagi e tempi di attesa. Ricorda inoltre che da lunedì è possibile effettuare gratuitamente tamponi di fine isolamento e fine quarantena anche nelle farmacie, presso i centri di medicina generale e pediatri di libera scelta. Sono già 3 anni che viviamo una vita veramente difficile e più andiamo avanti e più la vita è ancora più difficile con la scuola, con tutti questi protocolli di Covid, di quello, di questo. Vengono accreditate da oggi 26 gennaio le pensioni del mese di febbraio, un anticipo deciso per evitare assembramenti. Poste Italiane fa sapere che le pensioni vengono accreditate da oggi per i titolari di libretto di risparmio, di conto Banco Posta e di un Post Pay Evolution. Il pagamento delle pensioni contanti invece avverrà secondo una turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell'ufficio postale di riferimento. Oggi si è iniziato con i cognomi che iniziano per A e B e da domani al 1° di febbraio si procederà di seguito. I pensionati over 75 possono invece delegare a ritiro i carabinieri e farsi consegnare la pensione a domicilio. E si terrà la settimana prossima il primo vertice sulla sicurezza convocato dal nuovo prefetto di Treviso Angelo Sidoti. Tra i convocati il sindaco Mario Conte, che si presenterà con un singolare regalo. Certamente, come ho fatto con il Vescovo, porterò l'esempio del rugby anche al nuovo prefetto. Mi porta anche il pallone? Un pallone da rugby certamente può essere un buon segnale di benvenuto. Richiama i valori del rugby il sindaco Mario Conte in vista del primo vertice sulla sicurezza in prefettura a Treviso. Tanti temi all'ordine del giorno. Degli episodi che riguardano quella fascia, soprattutto i più giovani, alle infiltrazioni mafiose in un periodo di grandi disponibilità economiche da parte degli enti e alla sicurezza in generale. Al prefetto venuto dal Piemonte il sindaco lancia sin d'ora un chiaro messaggio. È una città che non va sottovalutata, è una città che chiede tanto e siamo sempre stati abituati a dar tanto nel tempo. Farò presente che Treviso è una città dove la sensibilità dei cittadini è molto elevata, quindi quegli episodi che in altre città non vengono nemmeno riscontrati, qui possono essere un problema e quindi le aspettative dei cittadini sono molto alte e l'impegno da parte dell'istituzione deve essere altrettanto alto e all'altezza delle pretese dei nostri cittadini. Non capita certo tutti i giorni di sentire il proprio nome scandito durante le elezioni del Presidente della Repubblica, è quello che è accaduto ieri all'ex consigliere comunale di Treviso, Sossio Vitale. Cosa si prova a sapere che il proprio nome è risuonato in Parlamento? Certamente 5 minuti di euforia e dopo, calata l'euforia, tanti pensieri. Del resto non capita a tutti e tutti i giorni sentire il proprio nome scandito a chiare lettere nell'aula di Montecitorio e soprattutto nel corso dell'elezione del Presidente della Repubblica. All'avvocato ed ex consigliere comunale nelle file del PD trevigiano è accaduto comunque ieri pomeriggio, alla seconda votazione. Qualcuno si è fatto sentire? No, per il momento no, però stiamo facendo le nostre ricerche per capire chi è stato uno dei grandi elettori che ha espresso questa preferenza. A questo punto la domanda è d'obbligo. Ma se richiedessero veramente di fare il Presidente della Repubblica? Mi è piaciuta molto la frase che ha detto il dottor Carlo Nordio, signore non son degno. Chissà cosa avrebbe detto il bisnonno Ferdinando, diventato avvocato gridando vive il re. Perché mai come di questi tempi, come direbbe Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale per fare 7 anni al Colle. Ecco perché Sossio ha già la sua preferenza. Io credo che non ci sia altra carta che quella di Draghi. E questo voto con il suo nome, secondo Sossio, racconta una realtà a 2 facce. È una cosa che inorgoglisce, però fa anche molto riflettere sullo stato dei partiti attuali. Perché il vero dato sconfortante è la montagna di schede bianche. Riflettono una carenza dei partiti che non riescono più a formare una classe dirigente.
Presentazione questa mattina in comune a Treviso dei 2 incontri delle 6 nazioni Under 20 che si terranno allo stadio di rugby di Monigo l'11 febbraio e l'11 marzo prossimi, alla presenza della Federazione Nazionale di Internazionale Rugby, del presidente del Benetton Rugby Almerino Zatta e del sindaco Mario Conte e del vice sindaco Andrea De Checchi. È stato ribadito come la Marca sia il territorio italiano a più alta densità rugbistica ed il capoluogo sia la città del rugby. Questo in preparazione delle iniziative di Treviso Città dello Sport previste per i prossimi mesi. L'11 febbraio l'Italia si incontrerà con l'Inghilterra, mentre l'11 marzo sarà la volta della Scozia. Ed ora siamo invece alla nostra pagina da Belluno e provincia. In apertura alla cronaca, una micro telecamera nascosta nella felpa, un modem e un auricolare. Esame di guida con truffa per 2 connazionali del sud-est asiatico, entrambi residenti nel bellunese, scoperti da un esaminatore insospettito dai ripetuti bisbigli durante lo svolgimento dei quiz per il conseguimento della patente di tipo B. Alla motorizzazione di Belluno è arrivata la pattuglia del radiomobile di Belluno che ha proceduto al controllo, alla perquisizione personale dei 2 candidati che nel frattempo avevano superato la prova a pieni voti. La coppia è stata denunciata alla procura per truffa aggravata. Un Natale con i fiocchi, tempo di consuntivi per le iniziative organizzate dal Comune di Belluno in occasione delle festività natalizie, ottimi riscontri e le presenze con un incremento dell'afflusso dei visitatori all'ufficio turistico in Piazza Duomo. Tempo clemente, iniziative apprezzate dai visitatori, aziende gratificate dall'afflusso dei turisti che pur in pandemia hanno frequentato numerosi il centro di Belluno durante le festività natalizie. È di grande soddisfazione per l'amministrazione comunale il consuntivo del Natale 2021-2022. Il bilancio di questo Natale è sicuramente positivo. L'Agrinatale, ovvero il mercatino organizzato da Coldiretti con i produttori locali, agricoli e artigiani, è stato un successo. Siamo ovviamente ancora in attesa dei dati ufficiali turistici, ma il sentore è sicuramente positivo. In attesa di numeri ufficiali validati dalla Regione Veneto parlano quelli registrati dallo IAT di Piazza Duomo, 323 gli accessi nei 19 giorni d'apertura a dicembre, 178 quelli tra Capodanno e 16 gennaio, numeri quasi raddoppiati rispetto al 2020 quando l'evoluzione della pandemia costrinse a rivedere l'organizzazione del Natale bellunese. Interessante l'esperimento del mercatino Agrinatale affidato ai soci di Coldiretti e delle casette che hanno visto la collaborazione delle aziende di Città Slow, di Asolo, Follina e Farra di Soligo. Le analisi che sono state diffuse sulla tipologia di acquisti per i regali natalizi conferma che quest'anno c'è stata un'attenzione particolare ai prodotti enogastronomici e soprattutto ai prodotti locali. Più di 3.900 persone sono scese sul ghiaccio, la pista in Piazza Duomo ha registrato un vero e proprio boom di affluenza. L'interesse delle scuole ha portato in pista già 980 studenti ed è stato confermato per tutto il mese di gennaio con prenotazioni tutte le mattine fino a fine mese. Ammontano a 12.000 euro i danni provocati dal raid vandalico all'Istituto Negrelli di Feltre compiuto lo scorso weekend. Ripulite aule e corridoi, gli studenti, salvo quelli in isolamento causa Covid, sono ritornati in classe questa mattina. L'individuazione dei responsabili dell'atto di inciviltà stigmatizzato dalla direzione dell'ITIS, dall'amministrazione provinciale e dal comune di Feltre. Stanno lavorando i carabinieri che potrebbero avere già in mano elementi importanti per l'identificazione dei vandali. È stata fissata per il prossimo 25 marzo l'udienza preliminare per i 4 dirigenti dell'ULSS 1 accusati di falso nell'ambito del caso che 2 anni fa coinvolse il primario di otorino-laringoiatria del San Martino Bianchini. I componenti dell'ufficio procedimenti disciplinari dell'azienda sanitaria bellunese saranno sentiti dalla GUP Enrica Marson sabato scorso. In proposito, l'ex dirigente dell'ufficio affari legali dell'ULSS 1, Antonella Fabbri, aveva invocato procedure con tempi ragionevolmente corti. Fabbri si è opposta alla richiesta di archiviazione e contemporaneamente ha denunciato chi ha svolto le indagini. In questo caso l'udienza è stata fissata per mercoledì prossimo 2 febbraio.
Il 2022 anno cruciale per la ripartenza del settore fieristico. A Longarone c'è grande attesa per il ritorno di Agrimont, la fiera dell'agricoltura in montagna. Finalmente riparte Agrimont, la fiera dell'agricoltura e della zootecnia di montagna. Le date ci portano al prossimo mese di marzo, ma l'organizzazione nel quartiere fieristico di Longarone è già frenetica. Il 2022 si profila come un anno importantissimo di ripartenza, con una prenotazione di tutti gli spazi ormai a più del 100% e quindi con tantissime imprese che parteciperanno. Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 e l'esperimento online dello scorso anno, quest'anno Longarone Fiere conta di arrivare al record raggiunto nel 2019 con 278 marchi rappresentati, 141 espositori diretti provenienti da 14 regioni italiane e 13 paesi di tutto il mondo. Siamo però ottimisti perché stiamo notando che c'è una voglia di ritornare alla normalità, ma soprattutto alle attività di tutti i giorni, alle attività che c'erano prima di Covid. In un settore, fra l'altro, quello dell'agricoltura, quello della zootecnia, che sono settori che comunque hanno dovuto lavorare durante il Covid. Agrimont copre moltissimi settori legati alla montagna, dalla filiera forestale alle attrezzature, dall'agriturismo alla gestione dell'ambiente fino al florovivaismo. Molto denso il carnet degli appuntamenti di approfondimento. Presenteremo lo stato dell'arte di quello che è il progetto Life Vaia, che tratta anche del tema proprio del riutilizzo degli ambiti boschivi che sono stati danneggiati dalla tempesta Vaia, ma che studia anche come rendere sempre più produttive le zone di montagna ai fini anche del ripopolamento, di creare posti di lavoro, reddito. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Benvenuti al meteo. Alta pressione e stasi atmosferica sull'Italia. Il risvolto della medaglia, come sappiamo, è rappresentato da nebbie e scarsa qualità dell'aria. Vediamo il dettaglio di giovedì 27 gennaio. Sul Veneto nebbie, foschi e nubi basse saranno una presenza quasi costante in pianura, non solo al primo mattino e dopo il tramonto, localmente in alcune zone persisteranno anche nelle ore diurne, tuttavia non si escludono anche ampie schiarite soleggiate. E con l'anticiclone e le nebbie lo smog rimarrà imprigionato nei bassi strati dell'atmosfera, portando l'inquinamento ai valori massimi della settimana. Venti a tratti moderati da ovest. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 4-6 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche addensamento al mattino e locali riduzioni della visibilità, a seguire più sole. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 5-6 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.